Ed ecco il monumento dedicato a chi, con grandi sacrifici e rischi, ha lavorato in palude e scavando scoline e scolmatori ha reso buona la terra per l'agricoltura. Questo è Tony Delaga, indossa gli stivaloni, ha le maniche arrotolate e con le possenti braccia si appoggia al badile, inseparabile strumento di lavoro. Celso Costantini, parroco a Concordia nei primi anni del 1900, con questa sua opera volle rendere omaggio a tutti quegli operai e contadini che con un lavoro colossale hanno bonificato la palude che si estendeva a sud di Concordia. E Tony Delaga guarda proprio verso il mare, verso le terre redente all'agricoltura. Celso Costantini è stata una figura importante della storia del nostro territorio e della storia della Chiesa. In questi anni si parla di lui perché è iniziato il processo della sua beatificazione. Nato a Castionsa di Zoppola nel 1876, studiò a Portogruaro e poi frequentò teologia e filosofia a Roma. A Portogruaro fu ordinato presbitero e nella stessa città esercitò il ministero sacerdotale presso l'ospedale civile. Dopo essere stato parroco a Rorai Grande, venne nominato parroco a Concordia e qui rimase dal 1901 al 1915. Verrà poi nominato vescovo e dopo importanti missioni in Cina, quale delegato apostolico della Santa Sede, divenne cardinale. Ebbe grandi meriti quale diplomatico a livello internazionale, soprattutto in relazione alle giovani chiese dell'Asia e dell'Africa. Ma noi vogliamo ricordarlo per quello che fece nella nostra terra. Quando fu a Concordia, all'inizio della sua carriera, realizzò significativi interventi sulla cattedrale di Santo Stefano e si dedicò anche alla sua passione per l'arte, la scultura in particolare. Costruì accanto al battistero un piccolo edificio dove poter lavorare, una saletta impreziosita dall'inserto di alcuni frammenti architettonici di epoca romana. Da Concordia passò poi nella vicina Aquileia in tempo di guerra, dove ebbe il merito di sistemare il cimitero dei caduti, oggi cimitero degli eroi, che si trova giusto dietro la celebre basilica. Nel suo libro, Foglie secche, racconta che da Aquileia inviò a Concordia degli operai perché recuperassero alcune piante di bosso dal giardino della sua canonica. Con quelle delimitò i sentieri del cimitero di guerra. Va ricordata anche un'altra importante opera che ha concretizzato nella vicina Portogruaro. Istituì nel dicembre del 1918 l'Istituto San Filippo Neri per ospitare i figli della guerra.